Buongiorno, ben ritrovati sabato mattina. Oggi siamo insieme come di consueto in questo 11 di maggio, giornata, la vedo interessante secondo me, visto il parterre di ospiti. Infatti, quello che volevo chiedere, Teresa D'Avanzo, voi siete molto a contatto col territorio, no? Sì. Nel senso che la vostra forza nasce proprio strettamente dal territorio. Cosa vi sta dicendo il territorio in questo momento? Parlando di tassazione è un fatto banale dirlo, ma le imprese non la pensano come il sindaco qui, Gentile, accanto a me. Il territorio, le imprese, le aziende stanno pagando in un momento così drammatico che ci è stato ben descritto adesso un ulteriore aggravio, balzelli ulteriori, addirittura su attività magari così mi è stato detto da amici che sono già chiuse, quindi attività ormai purtroppo dismesse. Il problema della goccia che fa traboccare il vaso è il problema di un paese fallito che ancora una volta si rifà non su quello che è naturalmente la polpa del paese che ancora potrebbe dare, per quanto ormai è evidente la situazione, ma si rifà sempre su chi può agganciare in modo semplice e facile e ridurre sul lastrico. Se noi ci troviamo di fronte a delle difficoltà occupazionali, mi scusi il sindaco, ma delle difficoltà che vediamo drammatiche, non possiamo pensare che l'IMU non sia un problema. Bisogna vedere come va gestito. Non mi stupisce che slittino tutte queste cose. Questo paese che si governa centralmente soltanto per ridurre, per acchiappare tutto ciò che è possibile per poi ridistribuire, per non creare occupazione ma solo posti di lavoro statali, perché questo è il giochetto che sta sotto, l'impoverimento di tutta l'attività economica, e in questi anni è stato ancora più palese, soprattutto per creare danni al sud, perché quello che noi vediamo adesso è un aver cercato in ogni modo di creare un sud dipendente dal potere statale, cioè un sud che vive solo grazie alla ridistribuzione dei redditi e non grazie a dei veri posti di lavoro. Allora, questo è il dramma di questo paese. D'altronde questo crea consenso da un punto di vista politico e azzera tutte quelle realtà produttive di cui il Veneto è un esempio. D'altronde chi sta bene nel suo posticino, certo, non va a riempire, scusate, non voglio fare la solita demagogia, però i titoli dei giornali sui drammi delle famiglie, sui suicidi, le leggiamo qua. Ecco, quindi alla fine questa è la situazione reale, aver impoverito una parte del paese, distruggendo l'economia di una parte del paese, la capacità imprenditoriale, produttiva, l'artigianato e via dicendo, per ridistribuire un reddito attraverso dei posti fissi che sono sicuri, che sono tranquilli, e poi porsi il problema dell'IMU, perché prima c'è da distribuire, come abbiamo visto da parte del governo Letta, tutte le poltrone a tutti, Tizio Caio Sempronio, chi ha perso la regione, chi non l'ha persa, una cosa disgustosa. Quindi questo governo è la quinta essenza di uno Stato fallito che poi si troverà a fare i conti con l'Europa. Si sente un collettore, sindaco? Cioè, quello che mi sorprende di quello che sta dicendo, mi scusi se apro un dibattito, è che lei non si senta quello che percepiscono i cittadini. Questo cittadino ha detto: voi siete dei collettori, e la sensazione che siate dei collettori di denaro ce l'abbiamo tutti in cambio di servizi che sono poi da terzo mondo alla fine della fiera, perché quando zone come il Trevigiano sono costretti i sindaci a chiudere l'illuminazione stradale nonostante il disavanzo grossissimo che noi abbiamo tra ciò che diamo e ciò che ci torna indietro, è una cosa drammatica. Quando avete poche migliaia di euro a cittadino a fonte da distribuire in servizi, a fronte di ciò che viene preso,
Sindaco, questo è il paese che lei sta gestendo. È inutile negare, secondo me, quello che sta accadendo. Quello che sta accadendo è che vi hanno trasformato in personaggi che ritirano i soldi, che poi ridistribuiscono delle briciole attraverso i servizi. È vero che siete virtuosi, state facendo l'impossibile con quei 4 soldi che vi danno. State facendo l'impossibile. Però questo non toglie il fatto che siete un ingranaggio, uno strumento di una catena lunga di comando, lunga, dove non siamo in grado di arrivare, perché quanto lontani sono coloro che decidono dalla gente, no? Lo dicevano prima, siete soltanto un ingranaggio di una catena lunga che poi alla fine vi fa anche essere dei bastonati, perché non credo che vengano da lei a dirle: sindaco, ma quanto bravo è stato con quei 4 soldi che Roma ci ha ridato indietro a tenere in piedi tutta la baracca. Gli verranno a dire: i busi sulle strade, questo e quello, e lei che cosa risponde? Ho dovuto dare tutto allo Stato centrale perché sono un bravo sindaco, non mi posso mettere contro lo Stato centrale. In fondo io mi aspetto una ribellione a favore dei cittadini da parte degli amministratori locali, non questo appiattimento al dire signor sì. Sì, ma credo che sia un loro malgrado, no, però. Se qualcuno, il problema è che se qualcuno si ribella rischia la galera, quindi bisogna stare un po' attenti. Ribellione? Però sindaco, abbia pazienza su una cosa, perché lei giustamente dice i bilanci sono sempre più stretti, i vincoli sono sempre più stringenti. Però nei territori, a prescindere dal comune, è una cosa che accomuna tutti, dalla grande città al comune di provincia. Ci sono aziende che hanno dei problemi e perciò avviano un procedimento di crisi. Tante volte il rilancio dell'azienda passa per un passaggio shock dove purtroppo si lascia a casa della forza lavoro per abbassare i costi, per consentire un rilancio aziendale, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente con la prospettiva positiva, visto che si tratta di un'azienda privata, non solo di reintegrare chi è stato a casa, ma anche di aumentare la forza lavoro. Ebbene, in Italia oggi non c'è stato negli ultimi 2 anni un dipendente pubblico che è stato lasciato a casa. Eppure ce ne sono 3.750.000 più i collegati delle municipalizzate, che naturalmente rappresentano un esercito di persone che a volte fanno in maniera meritoria il loro dovere, ma tante altre volte anche nelle amministrazioni locali, anche nei comuni, ricoprono ruoli che sono per lo più fittizi o inventati da una carta o da un procedimento, che in realtà non producono nessuna utilità per il cittadino, se non quella di creare un posto di lavoro con uno stipendio nella vecchia logica redistributiva, come ricordava Radavanzio, ma anche il telespettatore da casa prima, per la quale ti do un posto di lavoro, tu stai tranquillo, si crea un po' di consenso. Bisogna avere coraggio, oggi più che mai. D'altra parte, ed è spesso e volentieri diciamo così, la manifestazione di una società disperata, no? Si dice sempre che più si gioca e più la società è disperata, Teresa. Ma indubbiamente, intanto la signora è veramente attenta a quello che sta succedendo, la ringrazio, perché quando si gioca sulle debolezze umane, e questo paese fallito purtroppo, perché poi ribadirò un po' quello che ho sentito dire circa la semplificazione, non ha altre risorse questo paese demenziale in cui un usciere guadagna più di un cardiochirurgo. Se sei usciere al Senato, alla Camera, vali di più di uno che ti salva la vita tagliando la tua pelle e sistemando il tuo cuore. È una follia che stiamo vivendo, ma è solo la punta, naturalmente, è un esempio, è una banalità. Bene, un paese così mediocre trova nelle debolezze dell'essere umano e nelle difficoltà economiche e psicologiche una risorsa per mangiare. Distruggere il cittadino, distruggerlo. Ci troviamo di fronte a questi specchietti per le allodole, perché lo sappiamo tutti, è il banco che vince, non è mai il giocatore. Quindi, allora, è inutile che ce la raccontiamo, è una forma, come diceva la signora, di tassazione naturalmente voluta dalla persona, perché se non giochi, ma si è fatto in modo che tutti cadessero possibilmente in questa ragnatela e fossero tenuti ben stretti.
Chi ci cade purtroppo è tenuto ben stretto. È una cosa indegna, come diceva chi mi ha preceduto. Ed è indegna perché un paese deve fare il bene del cittadino. Perché noi di Indipendenza Veneta ci ribelliamo a questo? Perché questo paese non sta facendo a 360 gradi il bene del cittadino, fa il bene dei burocrati, fa il bene di chi ha il potere. Allora, se noi parliamo di semplificazione, rendiamoci conto che il governo precedente a questo, che è stato il governo dei tecnici, bla 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 bla, bene, l'80% di ciò che ha organizzato, proposto e reso anche possibile attraverso decreti legge, chi più ne ha più ne metta, bene, l'80% non è attuabile. Perché questo paese fallito, e noi di Indipendenza Veneta non finiremo mai di cercare di aprire gli occhi ai cittadini di questo bel paese che amiamo tantissimo, bene, questo paese fallito è in mano alla burocrazia. L'elenco bellissimo delle cose che possiamo essere d'accordo, no, alcune sì, alcune no, eccetera, che c'è stato fatto prima, non tiene presente che l'irriformabilità di questo Stato lascerà sempre lettera morta tutto ciò che viene proposto, perché poi dietro c'è un sistema che si autoalimenta con lo sperpero, i soldi del cittadino, eccetera. Il problema non sono i 2 milioni e mezzo di dipendenti pubblici, sono gli altri 2 milioni che vivono grazie alla politica e a tutto quel giro di competenze, di distribuzione di incarichi, eccetera, di cui si è parlato. Allora, questo crea consenso. Noi l'abbiamo visto Letta come ha fatto, sentite, facciamo un bel governo tutti assieme, a te do questo, poi questo, man mano ha distribuito gli incarichi in modo tale dalla sommità, diciamo, di una piramide arrivare sempre più alla base e arriverà fino in fondo. Accontenterà tutti perché non c'è mai opposizione all'interno in politica se tu soddisfi le esigenze di tutti. Sì, non sta soddisfacendo tanto però il PD perché c'è un certo malcontento all'interno. Guarda, io ho parlato con la base del PD, ho avuto occasione di parlare con persone che, ti parlo della mia città, di Padova, hanno lavorato da una vita per il PD, non hanno consegnato la tessera, però l'hanno messa da parte e hanno detto adesso non lavoriamo per questa cosa. Pensa alla delusione, sì, di appunto, pensare è quello che dicevo, di vincere, no? Sì, esatto, di aver vinto le elezioni e di lavorare comunque stringendo i denti, pensando di mandare giù Rospi per vincere le elezioni e poi trovarsi Letta con Alfano lì. Cioè, è veramente, dice, io non lavoro più, lascerò i giovani. Però questo è la dimostrazione ancora una volta che chi crede in questo paese, purtroppo, mi dispiace perché io voglio bene alle persone anche che sono qua, c'è un cuore grande, però state mettendo le energie su qualche cosa che è contro la storia, su qualcosa che è contro la realtà, dal mio punto di vista. E noi di Indipendenza Veneta diciamo ogni territorio gestisca, non ci sia un collettore centrale, ci sia una gestione all'interno del territorio e delle risorse del territorio. E questo purtroppo noi lo possiamo ottenere, o meglio, secondo i diritti precostituzionali e naturalmente secondo le legislazioni europee e dell'ONU, o meglio i percorsi internazionali per l'autodeterminazione, noi lo stiamo ottenendo, cioè abbiamo la nostra commissione in regione, Veneto, in cui c'è il nostro presidente tra i rappresentanti legali, ma ovviamente c'è una commissione di saggi che sta marciando a spron battuto verso la identificazione del percorso regionale per arrivare al referendum. Poi saranno i cittadini a decidere se vogliono essere indipendenti rispetto a questa porcheria purtroppo che strangola l'essere umano come noi vediamo, oppure se vogliono continuare ad essere succubi di questi burocrati che alla fine hanno la quintessenza di ciò che rappresentano in Europa, l'Europa delle burocrazie, l'Europa delle due sedi, l'Europa degli sprechi, l'Europa del vai avanti indietro.
tra le due sedi istituzionali, una cosa di cui nessuno parla, l'Europa che alla fine toglie da una parte e da quell'altra in maniera strana, che ha ridotto i paesi in certe condizioni. E non sto parlando contro l'Europa, perché l'Europa dei popoli è una cosa che mi piace tantissimo, che desidero che l'indipendenza del Veneto, il Veneto indipendente, noi indipendentisti vogliamo l'Europa dei popoli, non vogliamo questa che è appunto poi ci tiene ostaggi attraverso che cosa? Le banche, perché poi alla fine, diciamocelo francamente, cosa vediamo a Roma? L'espressione del potere. Del potere economico più che altro. Certo. Una giornata. Sentiamo. Sì. Allora, perché questa pulizia avvenga, io invito tutti a sostenere l'indipendenza del Veneto. Invito in prima battuta proprio i cittadini che non sono veneti, che vivono nelle regioni, nelle altre zone d'Italia. Questo è un paese bellissimo che potrebbe vivere unicamente, anche solo, come ci è stato ricordato, con il turismo, ma molto di più le nostre capacità in tutto il paese di riscoprire le qualità e l'eccellenza, naturalmente, che viene espressa, non è in questo momento possibile rendere palese, rendere evidente, perché siamo in mano ai burocrati. Allora non è la questione di avere un'Europa o di essere in Europa, ma è la questione di essere nell'Europa dei burocrati. Tutto il mondo sta andando verso la valorizzazione delle identità nel senso migliore del termine, lontano da qualsiasi razzismo, omofobia o qualsiasi altra stupidità che ogni tanto l'essere umano naturalmente per diciamo collocare e dividere e rompere crea. Bene, la Scozia, la Catalogna, i baschi, ma i fiamminghi, i valloni, tutti stanno riscoprendo quanto grande è stata l'Europa in un'epoca in cui ogni identità dava il meglio di sé. E avevamo l'Europa più forte. Questa è la crisi dell'Europa attuale, non è la crisi del mondo. L'America è già fuori dalla crisi, gli Stati Uniti stanno già uscendo dalla crisi. La Cina e l'India non sono mai stati in crisi. Il Brasile è un'altra economia emergente. Esatto, allora è questa Europa ad essere in crisi, è questo sistema che si autoalimenta economicamente, che alimenta le proprie banche, i propri, diciamo, punti di potere. Bene. Sfaldiamo questo sistema. L'unico modo qual è? L'unico modo è che ognuno si riappropri del proprio territorio con una catena corta di comando. Allora l'indipendenza veneta promuove questo per il Veneto, ma è accanto a tutti gli altri territori in cui si sta promuovendo l'indipendenza di ogni popolo. Bene, noi abbiamo questa fortuna, noi veneti, di avere una storia, più di 1100 anni di storia, che solo 146 anni fa sono stati finiti, cioè un battito di ciglia. Bene, indipendenza veneta farà di tutto perché il Veneto torni ad essere quel gran paese che è sempre stato. Allora.